Sono Marco Zanier e Marica Marcuzzi sulla Renault Clio Williams, i vincitori della prima edizione del Rally di Maniago. Andiamo a vedere. Il pilota di casa Marco Zanier su Renault Clio Williams con la compagna Marica Marcuzzi alle note ha conquistato la prima edizione del Rally Day di Maniago, gara andata in scena domenica 3 maggio nella città dei Coltelli con le prove speciali di Pofabro nel comune di Frisanco e Meduno. Fuga istantanea per Zanier, il pilota di Lestance, portacolori della scuderia Prealpi, ha subito preso la testa della gara senza mai lasciarla, cedendo solo una prova speciale a Dimitri Tomasso, il pilota di Frisanco della MRC Sport, navigato da Thomas Pangaro sulla Renault Clio Super 1006, deve accontentarsi del secondo gradino del podio, a soli 12 secondi dai vincitori. Terzo sul palco della splendida Piazza Italia a Maniago, Filippo Bravi della Nordist Ideas con la Clio R3, che a Maniago ritrovava lo storico navigatore Enrico Bertozzi. Grande lotta sotto al podio con Enrico Zille e Franco Durat sulla piccola ma performante Peugeot 106 di classe A6, che con una zampata finale strappano nell'ultima prova speciale la quarta posizione a Fabrizio Martinis sulla Clio N3. Il forte pilota della Nordist Ideas al quinto posto portava al debutto la giovane e promettente navigatrice Tecla Chitaro. Un tracciato di gara impegnativo per i 70 equipaggi anche a causa della leggera ma costante pioggia che ha reso scivoloso il fondo stradale. Pioggia che non ha impedito la presenza di un numeroso pubblico che non ha mai fatto mancare il calore 70 equipaggi al via al Rally di Maniago. Promossa a pieni voti l'organizzazione della Knife Racing, il team capitanato da Stefano Lovisa, oltre a portare brillantemente al termine l'organizzazione del rally, ha regalato agli appassionati delle quattro ruote un fine settimana spettacolare, con Maniago Motori al sabato e con i miti dei rally. L'incontro organizzato assieme all'associazione Rinnovamente al giovedì con il pluricampione di rally Franco Cunico.